Non sono i saldi più attesi dell'anno, nemmeno ai trevigiani è sfuggito il fatto che molti negozi già da fine dicembre abbiano iniziato ad applicare scontistiche di vario genere alla merce. Con questo weekend però ufficialmente parte anche in Veneto il mese degli sconti. E anche se molti negozianti ammettono di vendere in svendita ormai da quasi un anno, tutti concordano e scommettono sulla ripresa del mercato con il passaggio del Veneto in zona gialla. Penso che con il prossimo colore della nostra zona, finalmente giallo, la gente sia un po' più positiva, quindi sto notando molto più afflusso rispetto ai giorni passati. Voi puntate su questo cambio di colore? Certo, è l'unico sistema per lavorare perché fino adesso era come essere chiusi. Speriamo di partire bene con questi saldi data la situazione. Una città frizzante questa mattina, complice anche il bel tempo. Chi è uscito per fare una passeggiata non ha esitato ad approfittare degli sconti visti in vetrina. Chi è venuta qui apposta per i saldi? Sì, ho telefonato prima e sono venuta a colpo sicuro. Sì. Abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo approfittato della bella giornata e abbiamo fatto un po' di shopping. Sono contenta, insomma, che ho comprato qualcosa, anche perché col fatto anche che non si può uscire, adesso siamo usciti e anche abbiamo... Ci si tira un po' su. Esatto, ci si tira un po' sul morale. Se c'è qualcosa che conviene anche magari per la prossima stagione, perché no? Quindi è il momento adatto. Quest'anno non è che si abbia tanta voglia di comprare. Avevo necessità di una borsa, non solo per i saldi. Comunque se ci sono i saldi meglio. Ormai i saldi ci sono da sempre.